Buon pomeriggio, benvenuti, buona settimana, benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Quest'oggi abbiamo due argomenti completamente differenti uno dall'altro. Nella seconda parte parleremo col presidente del GAL Carso, che non so se si chiama Davide Pizziga o Pizziga, spero per lui che sia Pizziga, ma vabbè, insomma, questo poi vedremo, ma non so neanche se, vabbè, con il quale parleremo del concetto di tourism matching, che credo voglia dire mettere insieme il turismo con qualche altra cosa oppure mettere insieme più forme di turismo. Staremo a vedere, lo scopriremo tra una mezz'oretta circa. Nella prima parte siamo invece in compagnia di Miriam Cosotti e Antonio Veneziano che tornano a trovarci per parlare di un appuntamento che è in programma in Sala Bartoli del Politeama Rossetti alla fine di questa settimana, sabato e domenica, sabato alle 21 e domenica alle 17. Lo spettacolo si intitola Ti regalerò una rosa e anche in questo caso si tratta di un ritorno, perché mi pare che ce ne siamo già occupati. Cominciamo con Miriam per questioni di cavalleria, ma insomma, certo. No? Poi tu non canti. Mi hai detto prima, dillo così mi liberi dillo, anche da... proprio magari così vengono un po' di più. No, io non canto. No. È liberatorio per me una volta. Immagino. Sì, torno alle origini, mi sento più me stessa, senza troppi... No, sono contenta in realtà, è un lavoro molto impegnativo, in realtà molto più impegnativo del mio solito e del mio genere solito, però è estremamente stimolante. Poi adesso Antonio racconterà forse adesso un po' arriviamo meglio, anche cui... perché il titolo Ti regalerò una rosa, la guerra per la libertà, tra l'altro lo spettacolo è anche tuo, tu l'hai anche scritto. Sì, l'ho scritto, l'ho pensato, lo stiamo facendo, quindi c'è tutto un processo lavorativo complesso, è durato un po' di mesi, c'è stato... Allora, se ti dovessi dire da dove è partita l'idea di fare Basaglia, è partita semplicemente perché ricorreva quest'estate, l'anno scorso, il centenario e quindi quella è stata la cosa più utile. Se ti devo dire come da quello siamo arrivati a fare uno spettacolo è un processo complesso. Io ho mia moglie che è una bravissima ricercatrice storica e ha cominciato a... Come si chiama? Roberta. Okay. Ventrella, che insieme a suo padre hanno cominciato a spulciare testi su Basaglia. Dopo circa un mese e mezzo di spulciamenti mi hanno dato più materiale che rispetto a leggere i libri, se avessi letto i libri avrei fatto prima, ma mi hanno dato molto materiale. Da questo materiale ho pensato, mettiamo su magari un qualcosa che possa parlare di Basaglia, ma non tanto di quello che ha fatto dal punto di vista legislativo e medico, ma in merito alla questione dell'uomo individuo, perché sono gli uomini e gli individui quelli che fanno le scelte e che operano le scelte. E quindi siamo partiti da questo punto, da analizzare l'uomo e ci siamo lasciati ispirare anche dal testo che ha scritto la figlia, sì. Alberta Basaglia, che ha parlato in questo testo, racconta alcuni episodi di quando lei era bambina e quindi ci racconta di questo suo papà che tornava a casa dopo una giornata passata lì in ospedale. Insomma erano degli episodi familiari molto particolari, molto intimi, c'è questo rapporto con lui, con la moglie, lui con i figli. Ecco, da lì è nata la necessità di parlare dell'uomo. Perché questo? Perché quando abbiamo pensato di fare lo spettacolo su Basaglia, intanto sto parlando a ruota libera, molte persone mi hanno criticato l'idea, dicendomi, è un tema complicatissimo, ne hanno parlato in ogni dove, quando si parla di scienza la comunità scientifica è sempre lì in agguato, pronta a distruggere tutto quello che tu opererai in ambito artistico. Parlando dell'uomo, pensiamo di non aver distrutto nulla, anzi abbiamo arricchito, magari dando umanità a quello che si è fatto, e abbiamo esordito con Miriam la scorsa estate a Trieste Estate. Questa è stata una scommessa fatta poi, al Sartorio, no? Al Sartorio, sì. È stata una scommessa, tra l'altro, che abbiamo imbastito grazie anche al Comune che ci ha dato la possibilità di mettere insieme i pezzi per portare in scena lo spettacolo. Da lì a Furor di Popolo, c'era Furor di Popolo, da lì abbiamo avuto un ottimo riscontro critico della cosa,
Sì. E il desiderio del pubblico ha voluto che arrivassimo a farlo a Rossetti, quindi è stata una casualità. Se posso? Cioè, tu, Posso aggiungere una cosa? No, anzi due in realtà. La prima cosa è che effettivamente il riscontro è stato molto positivo anche da persone che in qualche modo hanno vissuto da vicino o da lontano situazioni inerenti, no? Per cui ancor più eravamo piacevolmente stupiti della cosa, nel senso sì. c'è stata un'accoglienza forte e in realtà entrambi, credo, ovviamente più lui perché è il suo bambino, il suo prodotto, però entrambi ci siamo detti fin da subito che era uno spettacolo per cui valeva la pena lottare di provare a portarlo il più possibile, non solo qui, cioè nel senso. Anche il titolo, no? È un titolo, insomma, di solito quando si fanno operazioni come queste, nel titolo o nel sottotitolo c'è il riferimento a ciò di cui si parla. Qui certamente c'è, però non c'è nel titolo il nome di Basaglia. Sì, perché volevo che il titolo rimanesse in un qualche modo comunicativo ed esplicativo, ed è chiaro che ci siamo ispirati alla canzone che ha vinto Sanremo nel lontano 2000 e non ricordo, di Cristicchi, Ti regalerò una rosa, e quindi resta la poesia di questo titolo, e il sottotitolo è il desiderio di portare a compimento di un progetto da parte di Basaglia. Quindi queste due cose sono rappresentative. Non volevo inserire Basaglia nel titolo, anche perché, guardandomi intorno, per quel poco che sono riuscito a vedere, ogni qualvolta si nomina Basaglia in uno spettacolo viene visto come il solito spettacolo dove ci sono personaggi che hanno collaborato con lui, o magari attori che leggono testi basagliani in piedi al leggio con delle proiezioni di immagini di Basaglia. Non è quello che facciamo noi, cioè nel senso, noi abbiamo ricreato un testo drammaturgico, uno spettacolo, quindi a memoria non leggiamo, promesso, io leggerò qualcosa, ma in ambito scenico non leggiamo al leggio. Quindi era per dare un senso di poesia che non parlasse di Basaglia, perché Basaglia sì è il protagonista, ma non è soltanto lui il protagonista della storia. Tanto non c'è nemmeno nel manifesto faccio sempre a te questa domanda, perché mi incuriosiva anche questo, nel senso, come o quantomeno, come hai proceduto tu a elaborare un testo teatrale partendo da una ricerca, partendo dai libri che ti sono stati, adesso detta così, sottolineavi i passaggi, poi cercavi di creare, come si procede in questo senso? Allora, il momento creativo, ci sono 1000 regole per la scrittura drammaturgica, il mio momento creativo nasce dal caos, nel senso che mi lascio ispirare da quello che leggo, ho una buona memoria fotografica, quindi leggo, non ho bisogno di sottolineare, mi restano impressi termini, parole che mi lasciano suggestioni e poi io le lascio decantare. Nel momento in cui mi siedo a scrivere comincio a far riaffiorare queste sensazioni e le metto insieme. Ecco, diciamo che è un grandissimo calderone di immagini che poi via via, necessariamente, perché la drammaturgia è scienza e matematica, devono pian piano trovare la loro quadratura. È un processo che può variare, tipo in questo caso specifico ho scritto di getto per 2 giorni, poi ho riletto, ho buttato tutto e ho ricominciato da capo e non ho considerato quello che avevo scritto, perché mi volevo sentir libero di scrivere, e con questa pressione addosso che c'era, ti ripeto, io ho avuto una pressione enorme nel scrivere questo testo, perché si parlava del fatto, i colleghi, amici, attenzione perché Basaglia è un tema complesso, siamo su una linea sottile, che poi si parla di matti, noi non siamo matti all'interno dello spettacolo, ma in alcuni momenti ricordiamo alcune cose che sono accadute, quindi potrebbe diventare finto, potrebbe diventare caricaturale, insomma è complesso, quindi ho cominciato a scrivere con quest'ansia. Sì. Nel momento in cui mi sono liberato dell'ansia ho detto va bene, facciamo così, diamo spazio e sfogo alla creatività e pensiamo soltanto a quello che Basaglia forse voleva dirci. Allora ho buttato tutto e ho ricominciato, e nel ricominciare senza problemi e senza freni
ho imbastito questo schema. Poi chiaramente ne ho parlato con Miriam e insieme l'abbiamo letto, l'abbiamo strutturato e pian piano è cresciuto questo... Ecco, poi volevo chiedere, tu sei intervenuta un po' nella... No, ed è molto strano, non sono intervenuta all'inizio, dico è molto strano perché io sono nota per essere una grandissima... come si può dire in maniera educata? Non mi viene, difficile. Per intervenire. Avete capito tutti, immagino. Puntigliosa. Sì, ecco, grazie. E non ce n'è stato bisogno perché, questo non l'ho neanche mai detto a lui, quindi non voglio fare spoiler di nessun tipo, io sono un'amante ossessionata dalle serie TV, ok, americane. E a forza di guardare serie TV americane, ovviamente uno si fa un gusto sempre più, tra virgolette, raffinato. Io sono un amante delle serie TV americane dove c'è una maxi storia, una macro storia, ma tendenzialmente fino alla fine non si capisce tanto bene dove si vuole andare a parare. Un esempio? Così. Beh, un esempio che mi stupisco di dire è l'ultima che ho visto, che è Dark, che è questa serie TV tedesca che io non avrei mai voluto vedere. Ah, io ho visto la prima serie. Ed è... a parte inquietantissima, però effettivamente è fatta. Devo dire, la seconda serie, quella grotta, sembra CVD in viaggi, sì, dove dopo questi basta, arrivano, esatto. passano... Però la prima, il concetto funzionava. Sì, ho ecco. capito. E quello che mi piace di questo spettacolo è che secondo me quello che lui ha descritto mentre lo scriveva è esattamente quello che percepisce anche chi lo vede, cioè hai degli spunti, delle sensazioni, delle emozioni e il collage lo fai durante e sempre più verso la fine. Non è chiaro fin da subito, non è appunto una lettura, è proprio un'atmosfera probabilmente. E quali sono i ruoli che vi siete, o interpretate più ruoli, come funziona da quel punto di vista? Sostanzialmente dicendolo in modo... Ecco, abbiamo anche nel frattempo che parlavamo è partito penso anche un trailer per cui abbiamo visto qualche cosa, insomma. No, sì, stiamo vedendo adesso. Noi siamo una sorta di... ecco, noi sostanzialmente siamo degli archivisti e siamo in un archivio, siamo nell'archivio Basaglia che sta per essere trasferito. Nel momento in cui andiamo a raccogliere i documenti e andiamo a riporli per fare questa sorta di trasloco, in un qualche modo diventiamo, perché evochiamo il percorso basagliano, diventiamo i personaggi della sua storia, quindi diventiamo i pazienti che lui ha aiutato, diventiamo lui, Capito. diventiamo la moglie, diventiamo tutti e nessuno, perché alla fine Basaglia è parte di noi, quindi è questo un po' il motivo che lega tutta la storia, noi siamo tutti e nessuno. E queste immagini sono state fatte l'altro anno? Queste immagini sì, sono state fatte durante l'unica replica che abbiamo fatto, che abbiamo presentato, quindi la puntata zero, se così la vogliamo chiamare, a Sartorio. Ecco, sì. toglimi anche un'altra cosa, che a me anche questo interessa parecchio quando parliamo quando vedo spettacoli come il vostro. Ho visto che ci sono delle proiezioni. Sì. Lì come posso dire, come funziona il rapporto con le proiezioni? Nel senso, è logico, le studiate prima, le vedete prima, cioè non deve essere semplice, per dire la verità. Ricordatevi che devo dire una cosa a riguardo, prego. Sì, no, io sono un grande fan della tecnologia utilizzata in teatro, okay. Amo tantissimo e sto pensando già di utilizzare, ho cominciato a farlo per piccole cose, ma vorrei fare proprio una produzione addirittura con video che includano l'intelligenza artificiale. Quindi una sorta di spettacolo tridimensionale dove c'è il pubblico che interviene con gli attori, che gli attori intervengono con l'intelligenza, cioè una serie di immersione a 360 gradi. Togliendo questo, i contenuti, in questo caso i contenuti video, servono a dare veridicità a quello che stiamo facendo e quello che stiamo vivendo. Sono una sorta di supporto, sono testimonianze reali, sono quella sorta di filo, voce narrante che porta avanti tutto lo spettacolo. Sono anche scenografia, a volte diventano anche scenografia e a volte diventano la cornice del quadro, di un sogno. Quindi sostanzialmente sono il legante di tutta questa storia e intervenire con loro non è difficilissimo perché
diciamo, le immagini video, la tecnologia segue il nostro respiro, il nostro tempo. Siamo noi che diamo il tempo allo spettacolo e la tecnologia ci aiuta e ci supporta, e non è il contrario, non siamo noi che lavoriamo in funzione di, ma è la tecnologia che segue noi in questo caso. Allora, come dicevano quelli che parlano bene, riformulo la domanda. Le immagini sono immagini di un certo repertorio? Le avete fatte appositamente per lo spettacolo? Come funziona? Cioè, in questo senso, dici, non so, ho bisogno di tot, vedo se lo trovo già pronto da qualche parte, poi vabbè, immagino che ci siano anche questioni di diritti magari, oppure è meglio farle ex novo? Allora, di base si parte sempre dall'ex novo, anche per evitare il problema dei diritti. Ci sono cose, come video, come brevissimi, che abbiamo estrapolato da contesti, da documentari reali, perché se vogliamo essere realistici dovevano essere per forza immagini reali, e quindi immagini degli anni 60-70, quelle dovevano essere quelle giuste. Ci sono dei contributi reali, ma tutto il resto è stato fatto ex novo. Tu volevi appunto... No, io volevo dire una cosa, io sono l'opposto suo in questa cosa, nel senso che io invece la parte, diciamo, più moderna non la amo tantissimo all'interno degli spettacoli. Normalmente le retroproiezioni non le amo per niente, nel senso perché credo che sia all'attore obbligano cioè desumo che l'attore deve anche stare molto attento quando c'è una retroproiezione, dove si posiziona, eccetera. Non credo dipende che a che sia... livello sono fatte. Sì, ho capito. Sì, ma più che altro l'unico problema è soltanto l'ombra che si potrebbe andare a verificare sul telo, ma nel caso specifico lì al Sartori avevamo il LED wall, quindi non c'era il problema di ombra. Qui a Rossetti abbiamo il telo e proiettiamo, ma il telo sarà molto alto, quindi non abbiamo questo problema tecnico, se vogliamo dirlo così. E normalmente non le amo perché generalmente vengono usate sempre più spesso per sopperire a una mancanza economica di scenografia. Quindi, molto spesso. In questo caso, utilizzate in questo modo, invece sono molto interessanti, perché in realtà io prima parlavo di uno spettacolo che crea emozioni, vogliamo dire, e il fatto che queste immagini non siano o solo per creare una scenografia o solo immagini di riferimenti storici, ma siano una commistione, no? A seconda di quello che serve, probabilmente è quello che dà uno stimolo in più, è uno stimolo visivo in più, utile. E invece per quanto riguarda... questa è anche una curiosità. Quando si mette giù un testo, no? Sì. Si immagina prima la durata, si taglia, cioè magari... No, perché poi dopo dipende anche dal ritmo che viene dato anche, però non so, tu sai che una pagina corrisponde a tot minuti di spettacolo o non ha... Mediamente sì, c'è una sorta di numero minimo che, cioè per esempio nel mio caso, per come scrivo io, considerando anche gli interventi tecnologici, so che mediamente 15-16 pagine sono circa un'ora e qualcosa. Parlo del mio caso, è molto soggettiva la cosa. Poi comunque si inizia a scrivere, si vede dove si arriva, se c'è una necessità di integrare si deve andare a integrare, anche se magari la visione termina e si arriva a una visione di completezza, bisogna integrare perché il pubblico ha uno standard, uno spettacolo non può durare meno di un'ora e un quarto, perché se dura meno di un'ora e un quarto non è scientificamente corretto e etico. Quindi, poi se dura troppo non va bene neanche quello. Se dura più di un'ora e un quarto non bisogna stare attenti a non farlo durare un'ora e mezza, se dura più di un'ora e mezza la gente non tornerà mai più. Non lo si dice oggi, ma è la realtà, perché anche se vediamo le grandi produzioni teatrali che sono divise in due tempi, si arriva anche alle 2 ore, 2 ore e un quarto, però dopo la gente soffre un po', c'è un calo dell'attenzione. Come per esempio, argomento che Miriam Cosotti conosce con una certa... Io sono rimasto stupito dalla durata effettiva di alcune opere, perché alcune opere durano poco.
Tosca mi sembra che duri meno di 2 ore. In media alcune durano poco. Poi in realtà il fatto di avere tutti quegli intervalli... Sì, perché una volta serviva anche per cambiare sì. scene, invece adesso una questione no. un po' più diciamo così. Però delle volte mi stupivo e dicevo, l'opera sarà una roba lunghissima, eccetera. E ho visto la durata di Tosca, ma come 1 ora e 50? No, alcune sì. Perché questo è reso più semplice quando ci sono delle... no, nel senso, ti accorgi di questo quando vedi le riprese delle opere che stanno su YouTube, certo. che in genere spurgano dall'intervallo. Alcuni mettono anche gli intervalli, tra l'altro. Sì, è divertentissimo perché vedi la platea che lo lasciano proprio andare a scorrere? Wow. Sì, tutte 20 minuti di sta roba, insomma, è così. Ma sulla durata poi si potrebbe discutere all'infinito, perché Billy Wilder diceva una cosa sulla lunghezza che non si può ripetere in questa circostanza, ma insomma io sono dell'opinione che tutto deve durare 10 minuti di meno per partito preso, ecco, insomma, però insomma, poi sarebbe anche sufficiente che tutto cominciasse puntuale, ma questo è un altro discorso che non si può. Avete, rispetto al debutto della scorsa estate, l'avete toccato in qualche modo? Ci avete messo mano? Sì, sì, nel senso che è rimasto praticamente uguale, ma ci sono stati 2 inserimenti, quindi abbiamo fatto dei piccoli rimaneggiamenti perché guardando la ripresa ci siamo resi conto che forse qualcosa andava, e io ancora cambierei, ma non c'è il tempo tecnico di farlo. Per la prossima edizione farò di nuovo altri rimaneggiamenti che discuterò con lei e cercheremo di migliorare. Ecco, per esempio, forse su questo non si riflette molto, cioè le riprese servono poi anche a voi per rivedere e calibrare eventualmente appunto interventi, tagli, ritmi e cose di questo genere. Assolutamente sì. Poi è chiaro che vengono utilizzate per la promozione, questo è chiaro, e per la distribuzione. Però nel caso specifico, infatti, non è una ripresa di grandissima qualità, chiedo scusa ai telespettatori, ma era fatta solamente ed esclusivamente per noi, perché avevamo bisogno di rivederlo per capire i punti, insomma, un po' più deboli. E si riesce a capire, come dire, in ogni caso da una ripresa che magari tiene conto dei tempi, eccetera, cioè è utile comunque? Sì, assolutamente sì, è sempre utile. Le riprese però andrebbero fatte effettivamente solo a scopo probabilmente tecnico interno e di promozione. Io il teatro riprodotto perde un po', Non lo so, dipende dalle produzioni, cioè allora bisogna parlare anche dipende dalle produzioni, però secondo me il teatro perde sempre un po'. A me quando vedo una riproduzione di uno spettacolo teatrale andato in scena, perché un conto è quello che veniva, voi due siete giovani, non potete ricordare il Venerdì della prosa con i quali la mia generazione è cresciuta. Il Venerdì della prosa erano dei testi teatrali messi in scena per la televisione, quindi non andavano nei teatri a riprendere nei teatri di posa della televisione, si rimettevano in scena degli spettacoli, quindi c'erano anche un movimento di macchina, stacchi, lavori di montaggio, insomma un montaggio, diciamo così, cinematografico applicato al teatro. Era un altro mezzo di comunicazione, se vogliamo. Io devo dire la verità, quando so che uno spettacolo viene ripreso e eventualmente trasmesso alla televisione, oppure, come capitava durante il periodo della pandemia, messo a disposizione in rete, a me dava, o come succede tuttora, per esempio il National Theatre riprende i propri spettacoli e poi li mette a disposizione in rete passato un po' di tempo dall'andata in scena. Però in quel caso a me infastidisce il lavoro di montaggio che viene fatto, perché mi chiedo sempre, e io quando vado a teatro decido io dove concentrarmi mentre vedo lo spettacolo. Cioè,
può interessarmi il dialogo dei due protagonisti, diciamo, in primo piano, però posso essere incuriosito, per ragioni mie, da quello che sta facendo uno Esatto. Su un altro piano, su un altro piano, eccetera. Quindi mi dà un po' di fastidio che qualcuno decida su dove io devo concentrarmi. L'ideale per me sarebbe ma è improponibile, cioè è antitutto, un'inquadratura fissa, proporzionata rispetto, che mi dia la possibilità di, però mi rendo anche conto che È assolutamente improponibile anche perché uno dovrebbe avere un maxi, cioè dovrebbe avere un maxi schermo, per carità, è assolutamente improponibile come cosa, e tra l'altro mi pare di capire che per una ragione o per l'altra anche durante la pandemia non ha avuto un grande riscontro alla fine, no? No, ma perché nel bene o nel male il teatro dal vivo ha un significato profondo, cioè indipendentemente da quello che noi vediamo ci arrivano delle emozioni, sentiamo delle energie e quelle energie restano lì in quel momento, punto e basta. Sì. Quindi nel momento in cui io faccio una ripresa video di quel qualcosa è tutto piatto perché magari se può essere interessante il lavoro che stanno facendo gli attori, che sto verificando, è interessante la drammaturgia, è tutto bello, ma a questo punto perché non guardare una serie televisiva che probabilmente è più interessante? Sì, penso che non se ne esce da un discorso non arriva. Ripeto, i venerdì della prosa molti li raccontano come se fossero degli spettacoli teatrali ripresi per la televisione. Non è il teatro di Edoardo, che viene, quelle è roba per la televisione, fatta per la televisione. Certo. Non sono riprese. Non capisco perché stia come dire, prendendo piede questo tipo di racconto dei venerdì della prosa. Erano delle cose assolutamente meravigliose, che poi potessero essere degli spettacoli che finivano la tournée durante l'anno e poi venivano riproposti l'anno prossimo, era un altro discorso, però ripeto, sempre in riprese in studio. La ripresa stupefacenti sono come si chiama, i Pirandello della Compagnia dei Giovani, riprese in studio televisivo. Insomma. Ancora, sì, allora chiedo a Miriam ancora, perché non so se poi ci siamo risentiti su questo, però l'altra estate, quando c'è stato, sempre al Museo Sartorio, fra l'altro, quel bellissimo cosa? No. Quel bellissimo omaggio ad Andrea Binetti. Pensavo parlassi del Museo Sartorio come cornice, mi piace tantissimo, scusate, no. Anche questo no, però facevo riferimento a quell'omaggio ad Andrea Binetti. Sì. Io spero che quest'anno ci sia anche una roba di questo genere, magari per qualcun altro, eccetera. E se non mi sbaglio, tu ti eri esibita con Andrea in un cos'era? Una commedia, un medley, dipende da come viene detto, e uno era dalla commedia musicale, sì. Ecco. Perché c'era Roma non fa la stupida sicuramente, sì. E poi, sai che ne rimuovo forse domenica è sempre domenica, se non mi sbaglio. Ecco, sì. Quello è un repertorio probabilmente da riavvicinare, no? Perché sì. A parte sì, ci sono dei brani che magari noi, la mia generazione magari conosce un po' di più per tutt'altre ragioni, poi vai a scoprire che appunto fanno parte di commedie musicali. Ed è un... No, è un peccato, perché in realtà c'è stato un periodo in cui, breve in realtà, ha spopolato il musical, no? A me piace il musical, non c'entra nulla, però diciamo che noi italiani abbiamo fatto un altro filone, sì. Ed è un peccato che sia abbandonato, perché fa più parte di noi, siamo più portati, è la nostra natura, no? Quindi sì, sono d'accordissimo. Ci pensavo, perché dicevo, va bene, sì, fare i recital di musical, eccetera, è bello, però ci sono anche dei brani che se poi vai a vedere il repertorio di Garinei e Giovannini è sterminato, per cui trovi veramente di tutto e di più. Allora, possiamo tirare le somme, il che significa dare ulteriormente i ragguagli. Allora, lo spettacolo va in scena sabato e domenica in Sala Bartoli, come dicevo, sabato alle ore 21 e domenica alle ore 17. Ti regalerò una rosa e il titolo, sottotitolo che non sono riuscito La guerra per la libertà. La guerra per la libertà. Io ringrazio Antonio Veneziano,
Miriam Cosotti per essere stati con noi, buon lavoro, non soltanto per questo ma anche per tutto il resto, e poi come sapete insomma noi ogni tanto se volete venirci a trovare noi siamo sempre a disposizione. Adesso andiamo in pubblicità e poi parliamo di questo tourism matching. Allora, seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, il presidente dei Gal Carso è Davide Pizzica ed è con noi, grazie per essere venuto nei nostri studi. Qui noi parleremo di tourism matching, poi chiariremo anche di che cosa si tratta, però prima chiariamo un pochettino anche che cos'è e che cosa fa il Gal Carso. Il Gal Carso ha un'allocazione di fondi che vengono dati agli imprenditori locali, turistici, agricoli, per sviluppare questa ruralità. Quindi tutto il territorio alle spalle di Trieste viene in un certo qual senso sviluppato dalle nostre strategie. Ed è un discorso che riguarda un po' tutto, perché riguarda la storia, riguarda l'ambiente, insomma, diciamo così, il paesaggio, l'enogastronomia, cioè è proprio adesso... Sì, proprio a 360 gradi, insomma, su. Mancava un ente che prendesse tutte queste cose che abbiamo dalla disunione di due nazioni, cercare di unirle, poi cercare di unire questo Carso, le mentalità delle persone e tutte ovviamente le merceologie che vi si trovano della cultura, ovviamente a tutto quello che è l'enogastronomia in poi. Ma è più facile di quanto sembri o è più difficile di quanto sia? È molto difficile perché le politiche hanno i loro tempi, le politiche italiane e le politiche slovene hanno tempi diversi e sono anche diverse. La lingua può essere anche la stessa, l'italiana e la slovena non è la stessa, però noi parliamo, ci capiamo con la stessa facilità, comunque sia, sono due mentalità diverse che messe insieme allungano ancora di più i tempi, quindi la complessità è ampia. Ma pare a me che questa, diciamo, complessità ha a che fare, deve avere a che fare con il fatto che la gente sembra aver superato determinate barriere, determinati ostacoli. Allora, gli ostacoli non ce ne sono più, adesso si tratta di portare interesse al proprio Stato. Abbiamo sempre due Stati, il confine non c'è più ma è ancora molto ben delineato nelle istituzioni. Ho capito. Quindi di conseguenza ci sono queste particolarità che potrebbero essere, grazie ovviamente all'Europa, svincolati, quindi bisogna lavorare tantissimo ancora su questo fattore per unire le due tipicità, per creare un ambiente solo, un territorio unico. Da quando esiste Gal Carso? Il Gal Carso saranno 14 anni, io lo guido 10 anni e penso che abbiamo portato molte cose buone. Insomma, quindi, adesso lo usiamo anche come agenzia di sviluppo, quindi anche dal punto di vista della pubblicità enogastronomico e turistica. Giusto per fare un accenno, perché anche di questo bisogna, cioè, è interessante anche vedere appunto che cos'era la realtà di cui voi vi occupate 14 o 15 anni fa. È cambiato tanto? I germi del cambiamento erano già presenti quella volta oppure fondamentalmente da quel punto di vista già 14 anni fa era cambiato, immagino di sì, era cambiato parecchio? Era già cambiato parecchio, il GAL veniva messo sopra il territorio della comunità montana, quindi doveva esserci un'istituzione capace di creare quel bisogno dal basso, andare ad ascoltare gli imprenditori per far emergere ovviamente tutto l'interesse che hanno loro di mettere dei soldi vicino a quelli che può mettere lo Stato, ovvero il GAL in questo particolare caso. I GAL sono stati secondo me un'invenzione fantastica e quindi diciamo che il nostro territorio ne ha avvantaggiato moltissimo. Adesso stiamo parlando per la costituzione di un GECT, come c'è quello di Gorizia, Nova Gorizia, Dortolio e Schempeter, anche noi adesso siamo in procinto e collaboriamo moltissimo con la Regione per istituire ovviamente un ente di collaborazione economica transfrontaliera in questo caso, per attingere ancora più fondi europei. Tra l'altro quando noi parliamo di questa realtà dal punto di vista per esempio enogastronomico, io devo dire in realtà qua sono piuttosto carente perché come dire, mi muovo poco, vabbè, ma questi sono problemi miei. Però incontriamo anche delle realtà per certi aspetti fino a qualche tempo fa insospettabili, quantomeno la birra del Carso, io manco immaginavo, poi sono anche astemio per cui mi è del tutto, però voglio dire, se si va a vedere si scoprono
delle cose parecchio curiose anche, insomma. Diciamo che il periodo degli ultimi 80 anni ha vissuto cose positive e cose negative allo stesso tempo. Dopo la guerra c'è stata una depauperazione del territorio carsico perché la gente andava a lavorare nelle fabbriche, Sì. quindi mollava quello che era il loro proprio reddito agricolo. Però oggi, mi ricordava qualcuno, mi pare la notizia fosse uscita ieri, ci sarà la ristrutturazione di quello che era la borsa triestina di una volta della famiglia Dreher. La famiglia Dreher era una delle possedevano, diciamo, il birrificio più grande di Trieste, ma ce n'erano, mi ricordo da dati che ho ricevuto, 14 all'epoca. Quindi questi sono soltanto dei ritorni di fiamma. Ci sono dei giovani che hanno voglia di investire anche su questo territorio e dico che questa merceologia, la birra, è tradizionale anche di Trieste. Ok, allora sono io che No! No, però è bello che ritorni, ecco Io vivendo nel Galles comincio ad appassionarmi, cioè sono un appassionato del territorio e tutte queste cose, ma stando lì imparo moltissimo, quindi è normale che magari... Non è che c'è qualche realtà che produce un kefir triestino? In questo momento ci sarà qualcuno, ma di laboratorio, non ne sono a conoscenza. Okay. No? Se ne è a conoscenza me lo dica, perché siccome questa è una cosa di cui io sono diventato non goloso ma ingordo, poi dopo vado a scoprire. Potremmo farlo su ordinamento, secondo me, ordinarlo a Siderich per esempio. Allora, parliamo invece di tourism matching. Che concetto è? Il tourism matching voleva essere un congresso delle migliori e delle peggiori pratiche delle esperienze turistiche che il nostro territorio può manifestare. L'intento era quello di creare dei progetti, delle cose che il turista, una volta arrivato sul nostro territorio, possa vivere, per rimanere per più tempo. Parliamo sempre della stessa cosa, la bicicletta per allungare la stagione turistica, ma con questo congresso, che si è ripetuto più volte, più anni, c'è adesso l'esperienza del veliero bialbero lusiniano di quasi 100 anni che porta le persone sotto le falaise di Duino, spiega la geologia, spiega la storia del nostro territorio e fa assaggiare i prodotti tipici locali. C'è la fattoria didattica, per esempio, quella di Antonich, che ha le pecore certificate Slow Food, carsoline istriane, che produce un ottimo formaggio, dal quale si sente proprio il profumo dei fiori della landa carsica, che è tipo un millefiori, perché ovviamente le pecore vanno a ruminare ovunque. C'è per esempio lo snorkeling di Miramare, abbiamo messo anche questo assieme, c'è l'esperienza a cavallo con la brace, ci sono le esperienze di laboratori di marmismo, c'è per esempio la visita ovviamente delle grotte, ci sono le visite delle nostre cantine e ci sono anche corsi di cucina e così via. Questo è sempre il grande problema, no? Quando si parla... allora, mettiamola così, prima ancora che il turismo avesse in città lo sviluppo che sta avendo e sul quale poi potremo anche analizzarlo, però io mi ricordo che quando ancora esisteva la provincia spesso si diceva della necessità di non scorporare la città dal territorio. Lì il discorso veniva fatto più che altro per quanto riguarda l'enogastronomia, eccetera, insomma, no? Però poi dopo ognuno bastava che andasse in mountain bike, magari non a Basovizza ma da altre parti, e capiva tutto quello che il territorio effettivamente offre, eccetera. Anche perché si diceva, e questo è un dato di fatto, il territorio triestino è comunque limitato, non ha senso non comprenderlo in un discorso più vasto. Posto che le cose sono differenti per certi aspetti, però da questo punto di vista il territorio e la città come si potrebbe dire, compenetrano o c'è ancora da fare? Oggi non c'è più differenza fra la città e il territorio, lo sappiamo che c'è. Okay, lo sappiamo che noi viviamo in mezzo a quelle 4 piastrelle di Piazza Unità e tutto gira attorno, però non c'è più quella barriera che c'era una volta, o era molto meno influente.
E questo grazie a tantissime cose, apriamo subito diciamo questo capitolo qui. Il territorio alle spalle di Trieste può aiutare Trieste? Sì, moltissimo. Io ho vissuto a Lubiana per lavoro e c'era scritto sui muri "Tourist go home", cioè turista vai a casa, perché c'era il over tourism, come si dice, troppo questo è un turismo. altro discorso. Questo cosa vuol dire? Ammazza la vita del cittadino che paga le tasse e vuole viversi la città con tutta la tranquillità. Quindi il turismo sul Carso può essere quel polmone che libera la città ed è diventata, questa barriera si è un po' infranta ultimamente con l'avvento proprio del tram. Facciamo il calcolo che il tram sale più o meno 2 volte all'ora, sono 50 persone che possono salire sul Carso, quindi in un'ora ne arrivano su 100, in un giorno potrebbero essere 1000. Il problema nostro con Tourism Matching, e questo è l'evento di domani, è proprio cercare di trovare cosa farli fare ai turisti una volta che sono arrivati sul plateau carsico, dal quale si vede una vista meravigliosa di Trieste, della Slovenia, della Croazia fino praticamente a Lignano. Quindi abbiamo veramente un qualcosa che non è più un qualcosa di slegato dalla città, anche perché la città ha cominciato a viverlo, ma è una cosa che compenetra, e con i nostri progetti di sviluppo territoriale, che sono tra l'altro sostenuti dal Comune di Trieste, tutti i comuni, 12 che vanno da Muggia fino a Savonia, stiamo facendo un buon lavoro con Promo Turismo FVG, in questo caso anche con Slow Food e Slow Travel. Praticamente abbiamo messo in fila, logicamente, questo filo rosso, un filo rouge, per delineare una strategia, quindi cercando di dare una governance che la politica possa sostenerla e anche indirizzarla nel bene e nel male. Stiamo parlando di un territorio transfrontaliero in questo caso, perché è vero che è il nostro territorio piccolo, ma se mettiamo tutto il Carso ce n'è da sbizzarrirsi, perché praticamente arriviamo dalle grotte di Scoziano fino a Postumia, fino a Zeri e giù fino a Nuova Gorizia, e Gorizia che quest'anno è ovviamente la capitale della cultura europea, quindi abbiamo un sacco di progetti per il futuro e per lo sviluppo del turismo nel futuro. Allora, il concetto di slow, no? Che è un concetto, posto che per la città tutto ciò che ha a che fare col turismo è relativamente nuovo, anche l'idea di essere gentili con i turisti, questo è un altro discorso. Io avevo letto addirittura che a Parigi, che il Ministero della Cultura e del Turismo francese, una ventina d'anni fa, aveva proprio chiesto, implorato i parigini, dice: siate gentili con i turisti, perché sappiate che all'estero siamo visti male perché i parigini trattano male i turisti. Dipende anche da come il turista Confermo, si i pone. Parigini sono tremendi. Sono tremendi, però delle volte sono anche gentili, insomma, per dire la verità. Gli inglesi da quel punto di vista sono più gentili dei parigini. I londinesi, che specifichiamo, sono più... Però, voglio dire, il concetto di turismo slow è un concetto ancora più nuovo per Trieste del concetto stesso del turismo, cioè non vorrei dire un passo in più, è un passo diverso. È un passo diverso, un passo di qualità, lo definiamo noi. Noi lo definiamo come un passo che screma, che seleziona un certo tipo di pubblico che ha la passione per vivere determinate cose, la capacità di assorbirle, la capacità proprio di assaporarle, e ovviamente ha anche i soldi per potersi permettere le vacanze nei nostri territori. Cioè il slow non è inteso come lo intendevano fino a poco tempo fa in Slovenia, che uno si siede al tavolo e ha 8 portatili, no? Il slow è quella vita senza il cellulare, senza quel ritmo forsennato che ovviamente oggi la comunicazione, i nostri lavori, il modo in cui abbiamo di connetterci ci impone. Quindi dovrebbe essere quel remising point per il cervello, per il sistema nervoso centrale, che ci rilassa e che ci fa connettere poi nuovamente con il mondo. Lo fai qua perché qua abbiamo una natura che è ancora incontaminata, per cui Trieste è una culla, ma dobbiamo guardarla in modo ampio. Io ho detto prima di Farmers and Artists, quasi 5 mesi fa, che Trieste potrebbe diventare benissimo, ovvero lo è, fisicamente la capitale dei Balcani, ma perché ha tutte queste culture all'interno. Ricordiamoci che abbiamo il 40% di non italiani all'interno di Trieste, e queste culture ovviamente possono portare enogastronomia da tutto un mondo, dai Balcani, dall'Austria, dalla Bavaria, dalla Svizzera fino in Francia. Quindi Trieste è centrale a tutto questo e all'Europa. È veramente una cosa meravigliosa. Ma il concetto di slow è un concetto anche personale?
Sì, ognuno interpreta il suo slow a suo modo. Io ho un modo differente di definire il mio slow rispetto ai miei collaboratori nel Galcarso. Ognuno di Quindi loro... già all'interno, diciamo così. Sì, perché giustamente Sì, è, che poi è una filosofia, è un modo di viversi le cose. Uno arriva a casa, stacca le spine, stacca il telefono e gode quelle paio di ore a sé stante. La donna lo fa in modo diverso di un uomo, ogni uomo e ogni donna lo fanno in modo diverso. E così è vivere un po' queste vacanze. Ognuno dovrebbe disegnarsele a suo modo. Proprio per questo mi collego a Tourism Matching o Matching. Abbiamo creato queste esperienze in modo che uno possa scegliersele dall'esterno. Qual è la base fondamentale? Che poi sono state finanziate in parte con Promotourism FVG, sono state messe sui nostri portali su trieste.green, sul quale un turista può andare e prenotarsele da qui fino a fine settembre, mi pare. Ci sono determinate date, ci sono determinati posti sì, a disposizione e ci sono ovviamente dei prezzi. Con Promotourism FVG si vede anche lo sconto che siamo riusciti a scavare per avere queste esperienze. È un modo veramente per vivere il Carso in modo intensamente. Quello che desideriamo ovviamente è ampliare l'economia per i nostri giovani, qualunque essi siano, perché possano rimanere a vivere il territorio che non è solo il centro di Trieste, altrimenti ci muore tutto e poi devono salvaguardarlo. E la seconda cosa ovviamente, oltre ai giovani, è proprio quello di rimarcare un po' quello che è la familiarità di avere un turista che torna da noi, sul modello dell'Alto Adige. Cioè non è un turismo mordi e fuggi, dammi i soldi e va a casa, ma è un turismo dove noi dobbiamo realmente coccolare il turista. Che è quella, il concetto può sembrare un po' ridicolo e chiedo scusa se mi viene in mente solo questo, è quella fidelizzazione che per esempio i tedeschi hanno con Grado piuttosto che con Jesolo. Potrebbe essere così, però sì, sì, non mi rendo conto un'altra cosa. Diciamo così, se uno da noi va a visitare un produttore di salumi, il produttore di salumi è capace di portarlo in giro su tutta la filiera produttiva e gli fa proprio capire dal punto di vista della crescita dell'animale, per esempio l'insolito maiale della fattoria Baita di Sales, dal campo fino poi al prodotto finale, passando ovviamente per i profumi della cantina che innebriano il nostro cervello, per poi trovarselo sul piatto. Quindi da un certo punto di vista sono esperienze indimenticabili. Sì, ho capito. Oggi ero con Rossi al tavolo perché presentavamo Amber Wine, un altro evento col quale partecipiamo assieme con Solarich, e ha detto che le nostre cantine, cioè lui ha girato il mondo anche in veste di assessore per il comune, ha detto che le nostre cantine sono meravigliose. Uno, volendo, si fa una cantina all'anno, ok? Quando sono aperte si mette, però alla fine dei 10 anni rimane impressionantemente felice di quello che è. I nostri amici, quando arrivano da Brescia, quando arrivano da Roma, arrivano dal Piemonte, visitando i nostri produttori che ti fanno capire cos'è un vino, cioè non hanno la stessa cosa nei prodotti industriali in giro per il resto del mondo. Invece si parla anche delle pratiche peggiori, cioè quelle da evitare. Quali sarebbero? Io intuisco, però insomma... Allora, facciamo l'esempio di questo tourism matching. Sì. C'è il veliero a disposizione nel pomeriggio per chi la mattina viene a seguire il convegno e se dovesse avere ancora posto ci sarà l'esperienza sul veliero, 14 posti. C'è la visita della fattoria carsica delle pecore, quindi di Antonic, altri 20 posti. Poi c'è l'esperienza del marmo a Pliskovica e c'è, adesso non mi ricordo più, la visita mi pare di un produttore di Slovenia. Allora, la cosa che andava alla grande, che è stata esaurita per prima, secondo me, è il veliero. Quella che è stata esaurita per ultima è l'evento del marmo. Okay? Sì. Quindi in questo caso abbiamo le migliori e le peggiori pratiche. Questo congresso, questo tourism matching è fatto per far emergere negli imprenditori il progetto. Cioè io ho un'idea, vorrei fare questo per i turisti, accomodati, ti aiutiamo anche finanziariamente, ma poi competi nel territorio. E ovviamente il tuo prodotto deve essere comprato. Ovviamente le peggiori vengono o abbandonate o vengono messe all'angolo, quindi noi stiamo cercando di trovare quelle che sono le migliori, quindi questo è il senso del congresso, delle migliori, delle peggiori pratiche, perché le mettiamo tutte, vogliamo bene a tutti, però mettiamo a disposizione noi stessi e le nostre istituzioni in modo che possano provare a fare qualcosa. Ho capito. Se proprio non va vuol dire che l'idea non era fattibile, ma su 10 idee 2 sono vincenti, come per esempio quello del veliero che è
praticamente come dire, è esaurito tutta l'estate, quindi Ho ce ne capito. vorrebbero altri, quindi si crea un'economia. Quindi volendo, uno che volesse approfittare o approfittare di questa cosa può venire a vedere, fare l'esperienza e poi magari la ripete per diciamo la sua azienda, ne crea una con te. Laddove invece mi incuriosiva questa questione che lei raccontava dell'overturismo, no? Io ero a Napoli prima della pandemia e vedevo che insomma, Napoli è una città adesso dal punto di vista turistico non paragonabile ancora a Venezia, Firenze, roba del genere, però insomma si muove con una certa velocità verso, cioè è una città turistica, tra l'altro è una bellissima città, bisogna dire anche questo, eccetera. 5 anni fa, no, 6 anni fa ormai, percepivo passeggiando che qualcosa poteva non andare, perché per esempio molti dicevano guardate che così facendo chiuderanno dei piccoli locali, come si chiama, i costi degli affitti saranno enormi perché la gente più intenzionata a trasformare, se ha una casa, se ha una seconda, terza casa, magari in bed and breakfast, tutte queste cose qua. Oltretutto, magari a Napoli, essendo più grande, il discorso si pone meno, però abbiamo visto, per esempio, la scorsa, penso venerdì di 2 settimane fa, che cosa significa anche quando una città è troppo attenzionata dal turismo. Per l'amor di Dio, rispetto a 20 anni fa è una cosa completamente diversa. 20 anni fa non trovavi un turista probabilmente neanche a cercarlo col lanternino, insomma era molto difficile. Sono davvero rischi, secondo lei, sono opportunità mal gestite e quindi a maggior ragione bisogna capire al più presto possibile quelle che possono essere neanche tanto le alternative, ma proprio le opportunità da mettere già in pratica? Che tipo di ragionamenti si fanno su queste cose? Oggi ero a colloquio a parlare di altre cose con il vice sindaco, la Serena Tonel. Loro stanno pensando, ma i tempi della politica sono lunghi, invece i tempi del turismo vanno molto più veloci. Abbiamo visto anche, tra l'altro. L'esperienza mia diretta è che un cliente, visto che io lavoro all'estero, un cliente di Zagabria dice fammi venire, ma non farmi venire in città, perché non riesco a trovare posteggio. Un altro cliente dice sì, io vorrei comprare in quel negozio, ma non mi appropinquo ad entrare a Trieste perché trovo il Parco San Giusto pieno, le rive non ci sono più. Quindi diventa un problema sicuramente l'overtourism. Oggi parlavamo durante la conferenza stampa del lancio di Amber Wine Festival con Rossi, i dati sono noi dovremmo essere al 4º posto come densità turistica in base alla densità di popolazione a livello nazionale. Quindi siamo a quei livelli. Tutto da verificare, questi sono i dati che mi hanno raccontato, non li ho visti, però me li ha sciolinati Rossi, quindi ci credo. Quindi tutto questo porta dei question mark, per quello stiamo correndo anche noi con Tourism Matching e questo era 7 anni fa il mio intento di dover, come opportunità, io non vedevo il Carso come sfogo per il turismo di Trieste, che non c'era ancora 7 anni fa, vedevo Trieste come opportunità turistica per poi riempire e per far andare meglio economicamente il Carso. Poi l'accendiamo anche questa, l'ultima volta in trasmissione mi avete chiesto un'opinione, non c'è una risposta, cioè come il tram. Sono andato su a Opicina una settimana fa e vedo un'Opicina rivitalizzata rispetto a prima. Ma cos'è sta roba? Bastava metterci un tram per aprire quella arteria che era chiusa e ripopolare di quello che è nel cuore, sono i globuli rossi, ripopolare di turisti una città che stava morendo e che adesso finalmente anche gli imprenditori vedono forse un po' di chiaro e vedono forse possibilità di investire e di andare avanti. Quello che dovevo accendere era sì o no una funivia a Trieste, perché era una questione che adesso non se ne parla di un paio di mesi. La risposta è nell'Alto Adige, secondo me, perché io vado a prendere le best practice in giro per il mondo.
A me piace vedere, diciamo, le montagne, finché potevo sciare, finché potrò, di una certa zona dell'Alto Adige. Non è un segreto, dove abita, da dove è nato Sinner più o meno. Sì. D'inverno va benissimo, ok? Ed è stato l'investimento di alcuni imprenditori, fra i quali, se non sbaglio, un certo Senfter da qualche parte. Non mi ricordo bene, non ho i dati, ma sicuramente qualcuno saprà meglio di me queste cose. La seconda cosa però, che sono rimasto ancora più sbalordito, è che quel posto vive economicamente ancora meglio d'estate. Okay? Quindi vedi le persone che salgono sui monti, vedi le persone che più o meno forzute, ovviamente chi non ce la fa non ce la fa, e lì anni fa, una volta che sono andato a camminare, ho visto una cosa che avrebbe cambiato il mondo e anche il Carso. Arrivo su e ho visto una signora sulla 60-65 anni, anche una bella signora, che arriva su, io ho sudato con zaino e lei tutta con la camicetta al vento, bellissima, con ancora la piega, con questa bici, con una batteria, ed era una delle prime batterie, bici a batteria, bici assistite. E da lì ho visto quello che dovrebbe diventare il nostro Carso. Quindi non è una questione se funivia sì o funivia no, non è una questione se tram sì o tram no. L'importante è cosa funzionerà in futuro, cioè cosa porterà a noi un po' più di benessere. E la stessa cosa è fra la Slovenia e l'Italia. Non è che dobbiamo combattere chi avrà più soldi, dobbiamo fare i progetti assieme in base a che portino più beneficio a tutto il territorio. C'è stato un aneddoto di una capogabinetto, che non è una persona importante, la Sandra Sodini, che mi ha detto: lei era direttrice del GECT di Gorizia, Nuova Gorizia dovevano decidere dove mettere 2 milioni di investimento per il ponte ciclabile attraverso l'Isonzo. Allora c'era Romoli, mi pare, che diceva dobbiamo metterlo sulla nostra parte, c'era ovviamente Arcion, che adesso mi pare che sia ministro per gli sloveni all'estero e le minoranze slovene, al governo di Lubiana, che diceva no, dobbiamo farlo perché era sindaco di Nova Gorica, dobbiamo farlo in Slovenia. Arrivata lei da tecnica e ha detto dobbiamo metterlo dove apporterà più valore, certo. Quindi noi non dobbiamo fare in un certo senso delle scelte politiche di cuore, di petto, questo sì perché sono di questo partito, questo no perché sono dell'altro partito, ma dobbiamo farle in base a quello che sarà meglio non per noi ma per i nostri giovani, che ovviamente sono loro i proprietari del nostro mondo e noi gliel'abbiamo già, diciamo, concesso, glielo manteniamo cercando di gestirlo, cerchiamo di gestirglielo bene però, no? E in questo senso la Cabinovia? Per quello dico, secondo me, guardando i numeri, guardando l'estate, guardando anche l'Austria che fattura d'inverno nella Carinzia più di quello che fattura la Croazia d'estate sulla costa, non ho dubbi nel dirlo, però devono dirlo i grandi, quelli che comandano, devono dirlo i politici, perché noi dipendiamo da un governo. Non posso dire sì né no, perché altrimenti mi nemicherei uno o l'altro, per cui io rimango neutro, però vi ho già detto la risposta è ovvia. Quando è l'appuntamento con Tourism Matching? Allora, domani mattina alle 10 in sala all'Igo Gruden di Aurisina, la piazza è bellissima, sì. È stata inaugurata un mese fa, ma sì. Una cosa meravigliosa anche quella e va vista. E poi ci sposteremo verso mezzogiorno e mezzo, ovviamente dopo aver bevuto sicuramente un bicchiere, ci sposteremo a fare queste esperienze, chi si prenota e chi trova posto. E la sera ci troviamo alle 6:30 all'agriturismo di Budin a Sales, perché c'è lo Slow Track. È un food truck che è organizzato da Slow Food, quindi Slow Food se ne occupa e avremo anche lì sicuramente qualcosa di buono da mangiare. Grazie a Davide Pizziga che è il presidente di Gal Carso, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro anche a voi. E noi ci vediamo domani alle 17:55.